Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Giovedì 4 aprile sono le 7.31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata, prima pagina dell'ANSA dedicata a Schlein che incontra Roberto Salis, il papà dell'italiana detenuta in Ungheria. Per Ilaria nessuna candidatura, dice la segretaria del PD. Non è in corso nessuna trattativa. Sulla sua discesa di Elly Schlein in campo alle europee, la mia valutazione la farà una volta completata la squadra. Secondo titolo dell'agenzia ANSA in home page, la Camera respinge la mozione di sfiducia al ministro Salvini. Coppa Italia, la Fiorentina supera 1-0 l'Atalanta. Mosca, possibile un dialogo con la Francia, ma la Francia smentisce circa la guerra in Ucraina. La NATO compie 75 anni e avanza, nonostante Trump e Putin. Dopodiché abbiamo Mattarella, la violenza a Gaza, dice il presidente della Repubblica Italiana in visita in Africa, è ostacolo alla sicurezza di Israele. Per quanto concerne le altre notizie, in primo piano anche una storia italiana in Emilia-Romagna, la festa di fine Ramadan in azienda, un momento di condivisione. La fine del Ramadan celebrata in una azienda con una colazione interculturale, l'iniziativa di inclusività lanciata nell'azienda metalmeccanica CMS di Marano, Modena, guidata da Elena Salda, la cui foto campeggia in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani. Per la cronaca, appalti, rete ferroviaria italiana e subappalti, il padrino pentito dei casalesi, Sandokan, Francesco Schiavone, il sostituto della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Graziella Arlomede, non ha depositato per ora alcuna dichiarazione di Sandokan, riservandosi di farlo nelle prossime udienze, visto che la collaborazione del padrino dei casalesi, il camorrista pentito è una parola grossa, è iniziata solo alcune settimane fa e sulle eventuali dichiarazioni rese dovranno essere effettuati i necessari riscontri. Nel quartiere Madonnella di Bari, rissa tra donne per un tradimento, il video spopola in chat. Cronaca nera, il caso di Lonato del Garda, una coppia trovata senza vita in casa nel bresciano, lui italiano, lei cinese. False l'avvocata, falsa la sentenza, la figlia di Verdini, Diletta, patteggia una delle figlie di Verdini, quella di Primo Letto. Politica italiana, il prossimo Consiglio dei Ministri atteso il 9 aprile, entro il 10 il via libera al DEF, documento di economia e finanza. E poi l'idea di Maria Elena Boschi sulla par condicio anche per i giornalisti. Dichiarate il vostro credo politico. Non è male, io la appoggio in toto, questa idea giusta, luminosa, chiara, per fare chiarezza, ma l'autorità per le comunicazioni frena. AVS, cioè Verdi, Sinistra e compagnia cantante, candidano Ignazio Marino, il marziano, l'ex sindaco di Roma, tradito dal PD, alle europee. Giovedì saranno presentati tutti i candidati del comitato scientifico. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, apre con più Europa e meno armi. Cresce in Italia la protesta contro lo svuotamento della legge che regola le esportazioni militari. La NATO compie 75 anni e si divide sul piano da 100 miliardi a favore dell'Ucraina. L'arcivescovo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dice serve un'Unione Europea più forte. Tutto giusto e abbondante e ottimo come il rancio dei soldati. Parla Kulbokas, nunzio a Kiev, il mondo trovi un sussulto di responsabilità, anche questo è ottimo e abbondante, e poi Conti, il governo è rassegnato all'infrazione europea. Conti nel senso di conti pubblici, soldi nostri. Taiwan trema ma non tracolla, terremoto tremendo ma strage evitata grazie alle misure preventive che in Italia non abbiamo. Almeno 9 morti, oltre 900 feriti, 100 dispersi. Il bilancio provvisorio del terremoto molto forte, magnitudo 7.4, non avveniva da un quarto di secolo in quell'area. Danni ingenti, alti grattacieli hanno oscillato, in qualche caso si sono addirittura piegati sul fianco ma sono rimasti su. Gli standard elevati delle moderne costruzioni antisismiche a Taiwan hanno impedito che il costo umano fosse maggiore. Altri pericoli, i rapporti con la Cina, l'incubo di un conflitto, il rischio di uno stop all'industria del chip di Taipei che potrebbe affondare il commercio globale. Da Avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera.
L'apertura è dedicata a Salvini, respinta la sfiducia, la Camera boccia la mozione di sfiducia delle opposizioni, oggi il voto sull'altra ministra Santanchè. Par condicio, un caso le nuove regole, lo vediamo meglio dopo l'idea luminosa di Maria Elena Boschi. Schlein vede il padre di Salis e chiude alla candidatura, non è in campo. Poi Confindustria. Emanuele Orsini a un passo dalla presidenza dell'Associazione degli Industriali, a spianargli la strada il ritiro di Edoardo Garrone. Orsini Emiliano, 51 anni, amministratore delegato di System Costruzioni, e Tino Prosciutti, hobby la Formula 1. La maggioranza compatta per tornare alla politica, i ministri ma anche lo stesso Salvini assenti, tanto la sfiducia è stata respinta, e poi l'appello degli scienziati. La sanità pubblica è a rischio. Dal Nobel Parisi al professor Mantovani, l'appello degli scienziati per dare più risorse alla sanità pubblica. In crisi, scrive il Corriere della Sera. La foto di prima pagina sul mega terremoto a Taiwan, impressionante, ci sono interi palazzi, anzi veri e propri grattacieli che si sono piegati ma non sono caduti, giganti di vetro e mattoni alti centinaia di metri, inginocchiati sulla strada ma non crollati. Il terremoto di Taiwan l'altra notte, il più forte degli ultimi 25 anni, non li ha spezzati. Se si fossero schiantati al suolo, il bilancio dei morti e dei feriti sarebbe molto più alto. Su Gaza, l'ira di Biden per i volontari uccisi, i civili non tutelati, le accuse del presidente americano al premier israeliano, e poi l'intervista alla rettrice dell'Università Bicocca di Milano, Ianna Antuoni, in prima pagina sul Corriere della Sera. Noi, la ricerca, Israele, la scelta di dialogare, la diplomazia scientifica, sostegno al processo di pace, dice la rettrice dell'Università Bicocca di Milano. Ecco perché dialoghiamo con i colleghi e le colleghe israeliani e palestinesi. A chiudere il caffè di Massimo Gramellini, che parla come un bambino, per usare le parole della celeberrima portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nei confronti dell'intrepido giornalista Giletti. Tu parli come un bambino. Fate la pace, fate la pace, fate la pace. Ilaria Salis e gli onorevoli dovevano tirarla fuori, no la destra, no la sinistra, dice Don Massimo Gramellini. Fate la pace, fate la pace, fate la pace. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina, a proposito di pace, Kiev che collassa ma la NATO batte cassa. Fa anche rima, disfatta immanente, imminente per meglio dire. I generali ucraini dicono che le difese antirussia sono vicine al crollo, cioè l'Ucraina sta per schioppare, sta per cadere sotto il maglio, le ghermiture dell'orso russo. Soldi e armi per 5 anni, un fondo Zelensky. Stoltenberg, NATO, Alleanza Atlantica, vuole fondi a oltranza dagli alleati. Le truppe alzano denti di drago antioffensiva. Se Mosca sferra attacchi mirati è la fine. Così il Fatto Quotidiano, che la vede male per l'Ucraina. Va a finire male, perde, vince la Russia. Salvini fugge e gli alleati lo salvano dalla sfiducia. E poi Maria Elena Boschi, la frase sopra la testata del Fatto Quotidiano: Boschi rimane sola con la sua ideona di estendere la par condicio ai giornalisti. Bocciata da PD, 5 Stelle, destre, perfino da Lupi e Gasparri. Sono soddisfazioni. Insomma, tutta la casta si schiera a difesa dei giornalisti, loro amici, perché non ce n'è uno che sia indipendente in Italia. E quindi hanno paura, però hanno paura a dirlo e hanno l'ipocrisia di non dirlo. Pertanto l'idea di Maria Elena Boschi è giusta, ottima e meravigliosa, secondo me, perché non c'è nessuno che sia autonomo di questi qui, però non devono dirlo, devono far finta di essere super partes. Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, la riforma del premierato, horror, 2 premier eletti, uno resuscitato, uno zombie, un cadavere di premier che ritorna in vita, vedremo il perché secondo l'analisi del Fatto Quotidiano. Il PD butta Salis, Ilaria nel tritacarne e poi non la candida, anche Elly Schlein si è incartata, scrive il Fatto ancora in prima pagina. Renzi viene respinto dal giudice per le indagini preliminari che archivia le sue 17 accuse ai pubblici ministeri. Porta a casa Matteo Renzi. L'affare Alberoni, il genero piazzato alla villa di Monza. Santanchè e la Russa. Questa è roba da gossip, ce l'andiamo a vedere subito. Santanchè e la Russa, sponsor per il genero del professor Alberoni a Monza. Polemiche sulla nomina, la villa comprata da Dimitri, il compagno della ministra Santanchè, e dalla moglie di Ignazio La Russa. Che bel giro. A creare perplessità nella maggioranza di governo una nomina lombarda, quella del genero del sociologo Francesco Alberoni. A sua volta professore, Bartolomeo Corsini, nominato nuovo direttore generale della Reggia di Monza. Ciumbia,
una nomina, seppur minore, che si inserirebbe nelle dinamiche tra la famiglia Alberoni e la coppia Ignazio La Russa, Daniela Santanchè. Il Corsini, cioè il genero del professor Alberoni, che ha un curriculum di grande esperienza nel mondo della cinematografia, è il marito di Francesca Alberoni, figlia del sociologo defunto Francesco Alberoni celeberrimo, ed è stato nominato lo scorso 27 febbraio con decreto presidente del consorzio della Villa Reale Parco di Monza. A colpire la genesi della nomina, ad appoggiare la designazione del genero di Alberoni, che politicamente spetta al presidente della Lombardia Fontana, sarebbero stati Lega e Fratelli d'Italia. E chi dovrebbero essere? Governano loro? Scusate, ufficialmente il nome è stato proposto dal Carroccio, ma con gran consenso nel partito di Giorgia Meloni. Gli sponsor sarebbero stati il presidente del Senato, bla bla bla. Sarebbe qua. Il gossip deve essere sostanzioso, se no sarebbe le ipotesi condizionali, ma chi se ne fotte di queste strepitose notizie. Intanto abbiamo in prima pagina sul Fatto Quotidiano che cosa ancora di interessante. Confindustria lascia Garrone, sale Orsini, capirai che ci frega a noi, e poi vieni avanti Aretina. Così Marco Travaglio sarcasteggia su Maria Elena Boschi, temendo erroneamente di essere screditata più di quanto già non sia. Maria Elena Boschi si è adontata. Sentite che verbo meraviglioso che usa l'impareggiabilissimo Marco Travaglio. Adontata. Mi sono adontato, cioè mi sono incazzato, mi sono girate le palle, mi sono adontato. È bellissimo però, diciamo la verità, ma neanche Torquato Tasso, perché abbiamo riferito la sua proposta in vigilanza. Si è adontata Maria Elena Boschi perché il Fatto Quotidiano ha riferito la sua proposta in vigilanza. Sperava che nessuno se ne accorgesse, va capita. L'ideona è applicare la par condicio, cioè la legge che regola le presenze di politici in TV nelle campagne elettorali, ai giornalisti. E cosa c'è da sarcasteggiare, scusi, direttore Travaglio? Per me questa è un'idea luminosa, bellissima, giusta, perfetta, perché non c'è nessuno di questi qua che è indipendente, sono tutti legati al guinzaglio di qualcuno, ditelo chiaramente, no? Quelli con una chiara connotazione politica di giornalisti non potranno più parlare a meno che non siano sottoposti a contraddittorio. Io lo trovo meraviglioso. Se nelle giornate piovose uno dice che piove, un altro dovrà dire che c'è il sole. Se uno afferma che la Libia è in Africa, ce ne vorrà uno che la situi in Oceania. Ma non è quello il senso. Ha diretto, lasciamo il fatto e andiamo a vedere la prima pagina del giornale. Il giornale si occupa in taglio alto di Garrone che si ritira, Orsini verso Confindustria. Emanuele Orsini sarà il prossimo presidente Confindustria. Il suo rivale Edoardo Garrone ha comunicato con lettera un po' indiavolata, un po' adontata, diciamo così, inviata ai vertici di Viale dell'Astronomia, la decisione di ritirare la propria candidatura. Lo Stato deve restituire 1 miliardo a TIM per una sentenza sui canoni di concessione che risale al vicino 1998, viva l'Italia, e poi il governo filo evasori, scrive Nicola Porro, è amico anche di Michela Murgia. Ma guarda un po', la Murgia ha lasciato dei debitucci fiscali, pagai righe sempre tempo, diceva il vecchio proverbio che abbiamo ricordato ieri, lei è morta ma nel frattempo c'è anche il debito con il fisco, c'è sempre tempo per pagare, non è un problema. Il Parlamento assolve Salvini sul caso Putin, la Camera boccia la mozione di sfiducia, autonomia subito, intesa con la Meloni. Ma sull'autonomia vedremo che Zaia ha alzato la cresta in Veneto, come si direbbe con un brutto modo di dire. E i meridionali si sono un po' incazzati, o meglio, un illustre meridionale, il figlio del presidente della giunta regionale Campana De Luca, che è anche deputato del PD, per non farsi mancare niente. Mentre nelle aule c'è la difesa della nostra civiltà, lo dice il ministro dell'istruzione Valditara, il cui ragionamento è riportato in prima pagina su Il Giornale. Nelle aule la difesa della nostra civiltà, scrive il ministro dell'istruzione e del merito. Il merito però è stato dimenticato nella didascalia del giornale di oggi. È molto importante invece ricordare il merito, perché se non hai meriti in Italia non avanzi, come tutti sanno. L'Italia è il paese dove il merito trionfa sempre, non la partigianeria, il leccaculismo ed essere al guinzaglio di qualcuno e leccare le nennatiche a qualcuno. No, trionfa il merito. Il giornale pudicamente lo ha dimenticato in prima pagina a proposito di Valditara. Comunque il discorso è che il punto di partenza per un ragionamento sull'integrazione e sulle politiche scolastiche che possono promuoverle è promuoverla l'integrazione e sulle politiche scolastiche che possono promuoverla
l'integrazione, è il modello di società che si ha in mente. Nelle aule c'è la difesa della nostra civiltà. Dalla NATO 100 miliardi per Kiev, sempre per difendere la nostra civiltà, all'Ucraina servono armi. Il vertice dei ministri degli esteri. E poi l'idea folle anche per gli amici del giornale, e qui ripeto, io non sono per niente d'accordo, per me è un'idea luminosa, quella di Maria Elena Boschi, schedare i giornalisti nei talk show. Ma voi vi mettete, tra l'altro non solo schedare, ma io direi anche, farei un'aggiunta, mettere sotto, nel caso di giornalisti del pubblico servizio, per i privati si potrebbe immaginare, però insomma forse è una lesione della privacy, lo stipendio. Quelli che sono stipendiati dalla RAI sotto lo stipendio, quando parlano in TV, pubblica, natura pubblica o privata, se sono dipendenti della RAI. I giornalisti, diciamo così, devono avere sotto lo stipendio e anche l'appartenenza politica, perché che si capisce chi gli dà da mangiare sostanzialmente. No, lo trovate così osceno? Per me no, per me è una cosa di trasparenza assoluta. In ogni caso, è un'idea folle, secondo Domenico Di Sanzo sul giornale, l'obbligo di par condicio anche per i giornalisti. A pagina 9 la folle idea della Boschi, bufera sull'esponente di Italia Viva che propone l'obbligo per gli opinionisti di dichiarare le idee politiche. È incostituzionale. Scusate, ma quando si richiama la Costituzione per questi nobili fini viene da ridere. Per non piangere, cum grano salis è invece il titolo della rubrica di Luigi Mascheroni, Giù la maschera. Personalmente, per par condicio, vorremmo riservare, c'è qualcos'altro di interessante oltre al fondo pagina? Sì, certo, l'editoriale del direttore Sallusti, ma questo ce lo gustiamo dopo, in chiusura della prima pagina del giornale. Dunque, per par condicio vorremmo riservare, scrive Mascheroni su Il Giornale, alla vicenda Salis tutto il disinteresse che suscitarono in Italia i due Marò, ma per dovere di cronaca siamo costretti a scriverne. Tanto più che l'altra sera sulla 7 il padre di Ilaria ha querelato in diretta il giornalista Pietro Senaldi perché a suo dire diffamava la figlia. La querela in diretta, e non da parte della persona offesa, ma del padre della persona offesa, apre nuove frontiere del diritto. Comunque andrà a finire, sarà un insuccesso. Per il resto massima solidarietà a Senaldi, però, anche se la cosa esteticamente e intellettualmente ci costa tantissimo, scrive il perfido Mascheroni. Dal processo per direttissima alla querela in diretta TV. Lo show mediatico non ha confini. Papà Salis poi è quello che sperava più di tutti nella candidatura della figlia alle elezioni europee per il PD, anche se lui sarebbe di destra. Cioè, il papà di destra vorrebbe che la figlia si candidasse nel PD, che comunque è un partito di destra, va detto. Comunque, e quindi c'è una logica. Va benissimo. Dopo Patrick Zaki, Mimmo Lucano su Maoro, e a proposito di padri celebri per interposta persona, per interposta figlia, Gino Cecchettin, il cui libro sulla figlia defunta ammazzata sta andando alla grande, tra l'altro, Ilaria Salis sarebbe stata la candidata perfetta per la sinistra. È fanatica, antipatica, odia la nazione da cui però vuole essere tutelata. Meritava un seggio a vita, peccato che la Schlein gliel'abbia negato, scrive perfidamente ma ottimamente Luigi Mascheroni. Adesso conclude la sua rubrica Mascheroni, aspettiamo che il signor Salis venga seguito da un'agenzia di comunicazione come il papà di Giulia Cecchettin ammazzata e Ilaria sia eletta donna dell'anno dell'Espresso. Poi siamo a posto. Saranno anche compagni che sbagliano, ma alla fine le azzeccano tutte. Ha proprio ragione Luigi Mascheroni, secondo me naturalmente, secondo voi anche no, ma del vostro parere a me mi importa veramente poco e nulla, diciamolo per come stanno le cose. Alessandro Sallusti, perché tra l'altro a me ogni volta mi ritorna in mente, ogni volta che mi metto qui a fare sta rassegna stampa, una celebre battuta di Daniele Luttazzi, che non dico perché sennò mi gioco le residue simpatie che mi sono rimaste, che sono pochissime. Alessandro Sallusti scrive in prima pagina, andate a cercarla, la battuta di Daniele Luttazzi che presentava il telegiornale. Molto bella, comunque è molto poco rispettosa naturalmente della levatura di coloro che lo ascoltavano, però tuttavia spesso è così. Comunque, se agli editori non piace il libero mercato, il caso Agi, se ne occupa Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, in prima pagina sul giornale medesimo, ovviamente. Scrivo in palese conflitto di interessi, essendo direttore de Il Giornale, quotidiano inserito in un gruppo, insieme a Libero e al Tempo, che fa capo alla famiglia Angelucci, la stessa che di recente ha espresso interesse all'acquisto dell'agenzia Agi, gloriosa testata oggi proprietà dell'ENI.
La notizia sta creando scalpore, direi eccessivo, al punto da diventare sospetto. I colleghi dell'AGI sono in agitazione. Giornali e TV lanciano allarmi, fanno da gran cassa a tesi complottiste con lo scopo di impedire che l'operazione vada in porto. Politici di prima linea, Conte, Calenda, Bersani, scendono in piazza. In tutto questo personalmente non ho interesse se non difendere il principio del libero mercato, che tale dovrebbe essere a prescindere dagli orientamenti politici degli attori. Un'azienda deve essere libera di mettere in vendita un ramo, un'altra di dimostrarsi interessata all'acquisto, senza che ciò suoni come minaccia alla democrazia. Per quel che vale vorrei tranquillizzare i colleghi dell'AGI. In questo gruppo editoriale, Angelucci, stipendi, libertà e diritti corrono puntuali, come e forse più che in qualsiasi altro casato. Fa specie che a fare da gran cassa agli allarmi sul pericolo di concentrazione dell'informazione siano gruppi editoriali che sono un concentrato assoluto e su tale posizione dominante hanno costruito, senza che nessuno a sinistra abbia avuto da obiettare, anzi semmai ha agevolato, le loro alterne fortune. Curioso è infatti, prosegue Alessandro Sallusti, che l'ostilità maggiore arrivi dal gruppo GE di famiglia Agnelli, che possiede due dei tre principali quotidiani italiani, Repubblica e Stampa, due radio famose affermate, DJ e Capital, nonché diversi importanti quotidiani locali. Curioso è poi che sul piede di guerra ci siano anche i colleghi di La Sette, che fanno parte della super concentrazione mediatico-pubblicitaria del gruppo RCS Rizzoli Corriere della Sera, insieme a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Va da sé che parliamo di due gruppi, GEDI e RCS, politicamente e culturalmente orientati, sia pur con toni diversi, a sinistra, che non fanno mistero della loro ostilità all'attuale governo. Insomma, conclude Alessandro Sallusti, a me sembra che tutto questo cancan sia orchestrato ad arte, non in nome di nobili principi, peraltro non in discussione, ma per difendere monopoli consolidati nel campo dell'informazione, spesso usati per fini politici ed economici, che con l'informazione hanno poco a che fare. Chi teme la concorrenza non è un buon imprenditore, tantomeno chi usa la propaganda per infangare i concorrenti. Figuriamoci chi si oppone al libero mercato professandosi liberale. Da sottoscrivere personalmente e aggiungo da completare con la proposta di Maria Elena Boschi. Queste due questioni, quella di Sallusti e quella della Boschi, perfette, avrebbero un successo straordinario. Ci aggiungo la mia, mettere sotto la targhetta con gli stipendi dei giornalisti. Così avremo anche un'idea più chiara di chi sono, chi li paga, come mangiano. Vi ricordate Vittorio Alfieri? Chi diffama i giornalisti, chi ti sfama, ma chi sfama i giornalisti? La faccio corta, era molto più lungo più lungo, non tanto più lungo, ma più bello ovviamente, ciò che scriveva Alfieri dei giornalisti, che concludeva con questo, ma chi sfama i giornalisti? E chi infama i giornalisti, chi diffama i giornalisti? Sempre loro, poveracci. Però, e poi lo recuperiamo perché la citazione va fatta in originale, adesso mi è venuto in mente così a bocconi. Sapete, la cultura è una roba traballante. Comunque, e poi cultura, questo qui non è cultura, è nozionismo di quello più basso. Comunque, lasciamo il giornale, andiamo al Mattino di Napoli. La recuperiamo, tranquilli, la citazione di Vittorio Alfieri sui giornalisti. Comunque, migranti, scrive il Mattino di Napoli, c'è un piano svuota carceri. Questa qua è l'idea che ciclicamente ritorna, cioè l'accordo con gli stati africani per far sì che i detenuti in Italia vengano trasferiti nei paesi d'origine. Auguri e baci dalla terra dei Feaci. Mattarella in Costa d'Avorio, futuro comune tra i due continenti, e critica Israele su Gaza. Sempre dal quotidiano napoletano, poi, Sandokan pentito, ora racconti tutto, noi siamo amici d'infanzia. Allora, che uno come Francesco Schiavone si penta, per me è più facile che il famoso cammello passi nella celeberrima cruna del lago, però tutto può essere, per carità. Per chi ci crede, contento lei, a lei ci piace, e allora, come diceva Massimo Boldi per il polletto Valle Spluga, certo che non rinnego la mia amicizia con Francesco Schiavone, conferma l'imprenditore Nicola Schiavone, imputato a Santa Maria Capua Vetere nel processo in cui si ipotizza la capacità della camorra casalese di infiltrarsi nei subappalti di Rete Ferroviaria Italiana. E poi aggiunge, ora Sandokan racconti tutto, dica la verità. È attesa per il deposito dei primi verbali in cui l'ex capo del clan dei Casalesi, adesso pentito, se a lei ci piace, e allora, diciamola così, racconta gli affari della cosca casertana che per decenni ha imperversato non solo in Campania. Così il Mattino in prima pagina.
Ad Avellino detenuti in rivolta, picchiato anche il cappellano, il prete del carcere di Avellino, aggredito da alcuni detenuti in sezione transito. In difesa di padre Christian, un'ispettrice della polizia penitenziaria a sua volta ferita. Per la gente è stato necessario il ricovero in ospedale. E giustamente il Mattino di Napoli si occupa dei palazzi inclinati dopo il sisma, ma che non sono crollati. Se fosse successo a Napoli o in altre zone del meridione d'Italia, tanti saluti a tante vite umane. La terra trema a Taiwan, 9 persone morte, pochissime, per il sisma di 7,4 che ha colpito l'isola, la più potente scossa da 25 anni. Le severe norme edilizie, sconosciute nel meridione d'Italia, ma anche in buona parte dell'Italia tutta, e la buona preparazione ai disastri sembrano aver evitato una grande catastrofe per l'isola, regolarmente colpita da terremoti, decine di edifici danneggiati. Hanno cambiato il modo di costruire e si sono visti positivissimi risultati, dice l'esperto interpellato dal Mattino di Napoli. Il Tempo di Roma giuoca con le parole chi salis e chi scende. PD in rivolta contro Schlein, prima l'incontro con il papà di Ilaria per la candidatura, poi il dietrofront. Così Elli vuole il partito dei civici che fa paura ai big. Una candidata sicura per le prossime europee invece è Letizia Moratti, il nuovo che avanza, anziché avanzato. Ursula, senza Le Pen, meglio il modello Tajani. Sì alla difesa comune, dice Letizia Moratti, che è diventata di nuovo una big per parte di Quattrino in Forza Italia. E a Firenze la destra sogna Schmidt con l'aiuto di Renzi. Ed è già Germania Viva, Urca. Questa è bella, è Germania Viva, la destra sogna Firenze. Heike Schmidt, ovvero il direttore degli Uffizi di Firenze, ora andato a Napoli, sarebbe il candidato giusto per fare il sindaco di Firenze. Fratelli d'Italia è decisa, non deisa, a lanciare la candidatura dell'ex direttore degli Uffizi. Obiettivo andare al ballottaggio e incassare l'appoggio anche dei renziani. Così sul Tempo. Salvini salvato, Conte sparito per quanto riguarda la mozione di sfiducia che non è passata ovviamente contro Salvini, e poi dopo Fleximan arriva il tagliatore delle maxi antenne, il primo caso nel Lazio. Questa è una curiosità, a pagina 9 anche il Lazio ha il suo Fleximan che però butta giù non gli autovelox ma le antenne. Un gruppo di residenti 3 anni fa aveva dichiarato guerra al sistema wifi in quel di Frosinone. Un ripetitore 5G è stato abbattuto da ignoti a Monte San Giovanni Campano, perché come sapete col 5G poi ti controllano la testa e ti fanno fare quello che vogliono loro e non ce lo dicono. I cittadini protestano, ma l'OMS dice che il rischio per i campi elettromagnetici è pari all'aloe vera e all'acido caffeico, cioè questa dei campi magnetici 5G è una gran cazzata, dice l'OMS. Se lo dicono loro, a lei ci piace e allora vale sempre quel proverbio lì. Lasciamo il Tempo, andiamo a Repubblica. Che ore sono? Sono le 7:59, quindi quasi quasi facciamo subito la pausetta, il gingolino e magari anche 20 secondi di canzone, va. Queste parole. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Allora, ne convengo, non era un granché sta roba. Comunque, 4 aprile 1929, l'operetta di Sigmund Romberg e Oscar Hammerstein, The New Moon, la nuova luna, viene inaugurata al Drury Lane Theatre nel West End di Londra. Abbiamo ascoltato l'ouverture, dimenticabilissima, peraltro. Per quanto riguarda Alfieri, ecco, l'epigramma di Alfieri sui giornalisti era questo qua: dar e tor, quel che non sa, cioè dare e togliere quello che non si possiede, che non si ha. È una nuova abilità. Chi dà fama? I giornalisti. Chi diffama? I giornalisti. Chi si infama? I giornalisti. Ma chi sfama i giornalisti? Gli oziosi, ignoranti, invidi e tristi, cioè i cretini che leggono e gli editori, che sono degli schifosi. Chi sfama i giornalisti? Gli oziosi, ignoranti, invidi e tristi, cioè quelli che leggono le cose che scrivono i giornalisti e quelli che li pagano. Col cartellino, d'ora in poi sarà obbligatorio esporlo in pubblico. Quello lì parla, vediamo quanto prende, chi lo paga e che idee politiche ha. Dopodiché ci tariamo sulla verità più o meno, ci approssimiamo alla verità. Comunque, non facciamola lunga, andiamo a vedere come ce la mette Repubblica con le virgolette in prima pagina: sanità a rischio, crack, l'appello di scienziati e premi Nobel. Naturalmente contro questo governo. Da Parisi a Locatelli una raccolta di firme per sostenere il settore pubblico. Nel 2025 calo record al 6,2% del PIL della spesa sanitaria. Italia fanalino di coda in Europa. Mantovani dell'Humanitas dice: per i cittadini la priorità sia guarire, non avere l'assicurazione. Tutti buoni a parlare questi qui. Letta sull'Unione Europea, Letta inteso come Enrico, probabilmente. Il mercato unico è l'antidoto al declino sovranista. Credo che sia Letta Enrico, immagino, presumo, non lo so. Andiamo a verificarlo. Sì, il piano di Enrico Letta per guarire l'Unione Europea, Sema Post. Il mercato unico è l'antidoto al declino sovranista, dice Enrico Letta. L'Europa sta pagando il prezzo degli ultimi anni di paure, proporrò un ordinamento giuridico per le imprese che affianchi quelli nazionali come garanzia, certo, è risolutivo. Pagina 2, pagina 3, salvare la sanità pubblica in campo Nobel e luminari. Da Parisi, il premio Nobel della fisica, Giorgio Parisi, che con la sanità c'entra come il 2 di picche quando la briscola ai quadri, l'appello degli scienziati in difesa del servizio nazionale. Subito un piano straordinario di investimenti. Toccato il punto più basso, nel 25 è previsto in bilancio solo il 6,2% del PIL. Parla Garattini, siamo stupiti dall'inerzia del governo. Il fondatore del Mario Negri, Silvio Garattini. Costui, quando parla, per quanto mi riguarda, ha sempre ragione. Per definizione, di default, il primo firmatario, Davini, chissà chi è, dice: è impossibile continuare ad assistere senza reagire. Intervista di Repubblica al celebre professor Alberto Mantovani, direttore scientifico della Humanitas di Rozzano. Tutti hanno diritto a curarsi, dice Mantovani, peraltro lo dice anche la Costituzione più bella del mondo, la nostra, all'articolo 32. L'Italia non diventi un paese per ricchi. Molto giusto. Al Ministro della Salute vorrei dire: consentici di continuare a fare miracoli. Che bella frase. Chiediamo solo più risorse, meno sprechi e burocrazia, dice il professor Mantovani. E scusate se è poco, tra l'altro, mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica, Stefano Cappellini, l'eguaglianza negata, mettiamoci pure a ridere, e poi Israele, Gantz chiede elezioni anticipate, il ministro Benny Gantz, no del Likud. E ancora dalla prima pagina di Repubblica, questa è bella veramente, guardate che bel volto, che bel viso, si tratta della modella Lena Forsen, da giovane, nel 72, sulla rivista Playboy. Messa al bando dall'algoritmo la foto di Playboy che ispirò le immagini digitali JPEG. L'algoritmo dice che questa roba è sessista. Nel 1972 eravamo molto più avanti di oggi, mettiamola così. Evviva Fiorella, cos'è Mannoia? Non vediamo l'ora di festeggiare sul palco con te, con tanti ospiti e amici, i 2 eventi speciali a Roma, alle Terme Caracalla. Scopri tutte le date, fa pubblicità Repubblica, ce ne può fregare di meno, mentre messa al bando la foto di Playboy, appunto, che ispirò il digitale. Immagine sessista, quella roba qua, secondo l'algoritmo, è sessista. Guardate che bella, invece, questa immagine, la playmate svedese Lena Forsen nella fotografia di Playboy del 72, scattata da Dwight Hooker, è diventata un case study. Questa immagine è sessista. Nel 72 il professor Souchuk usò la scatto della playmate Lena Forsen per studiare la riduzione delle immagini JPEG, perché le luci e le ombre erano perfette.
Adesso invece l'immagine è sessista e va proibita. Siamo conciati veramente male. Eravamo molto più intelligenti nel 1972, ma questo non c'è bisogno della foto messa al bando per capirlo. Basta farsi un giro per le strade mentre Garrone si ritira dalla corsa a strada spianata per Orsini. Questo ci importa veramente moltissimo. Lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella di Torino, La Stampa, che apre con la stessa menata: allarme di Nobel e scienziati, il governo uccide la sanità. L'abbiamo scoperto adesso, da Parisi a Mantovani, tutti che dicono stiamo tornando indietro, servono standard europei. Il bando del Piemonte per i gettonisti nella Guardia Medica, 720 euro a turno, scrive. Su declinazione piemontese, il quotidiano appunto piemontese torinese La Stampa. La coesione sociale, certifica la sociologa Chiara Saraceno, non è mai stata così a rischio. E in taglio alto c'è la mamma di Carla e Valeria Bruni tedeschi, che una è una ciucatera, quell'altra la denuncia sempre come ciucatera nei film che fa, che liti ma non rompono mai, dice la mamma. Sono pur sempre sorelle, sorellastre, sorelline, mentre sempre dalla prima pagina della Stampa: se Francesco sceglie dichiarazioni irrituali per dare alla Chiesa un volto più umano, quanto bravo è. Il fisico Rovelli che dice che Israele fa schifo e le università hanno ragione, gli studenti a protestare. Quando un governo segue politiche che una maggioranza del mondo ritiene offensive, il boicottaggio è uno strumento di pressione politica, dice il fisico teorico Carlo Rovelli, autore di libri best seller di divulgazione scientifica come Le 7 brevi lezioni di fisica e L'ordine del tempo. E non è uno da giri di parole il fisico Rovelli, le canta chiare questo qui. Oggi insegna in Francia e Canada e difende gli studenti che protestano contro la guerra in Palestina. Brandire la clava dell'accusa di antisemitismo non è combattere l'antisemitismo, è alimentarlo. Insomma, ci abbiamo sempre ragione, anche quando abbiamo torto. Questa è la morale della favola. Dipende da chi pronuncia le cose. Se le pronuncia una come Rovelli, c'ha sempre ragione, anche quando c'ha torto. E chiudiamo dalla prima pagina della Stampa con l'arma della fame, la foto di bambino palestinese con scodella vuota, la strategia di Israele per piegare le resistenze di Hamas, quanto infami sono questi ebrei. E poi ancora dalla prima pagina della Stampa, la NATO: gli aiuti a Kiev diventino obbligatori. Dobbiamo obbligatoriamente cacciare armi e quattrini per il signor Zelensky. Infine il buongiorno di Mattia Feltri: i loro ponti. Ponti de che? Ponti de Messina, per esempio. Non ho un'opinione precisa sul ponte di Messina, se non che da millenni, se devono andare da qui a lì e in mezzo c'è l'acqua, gli uomini costruiscono un ponte, scrive inappuntabilmente Mattia Feltri. Non so nemmeno se questa sarà la volta buona. Non lo fosse, mi spiacerebbe, soprattutto per chi sarà espropriato della casa per nulla, e molto felice non è. Fra le tante cose che non so del ponte, ma ora la so perché l'ho appena scoperta, è che il ponte c'è già, anzi ce ne sono 5. Il primo ponte di Messina è stato costruito in Cina nel 2009. Si chiama Xiumen Bridge, è lungo 1650 metri. Il secondo è stato costruito a Hong Kong lo stesso anno 2009, si chiama Stonecutters Bridge. È lungo 1018 metri. Il terzo è stato costruito nel 2012 in Corea del Sud. Si chiama Yusun-sin Bridge. È lungo 1545 metri. Il quarto è stato costruito nel 2013 a San Francisco. Si chiama Oakland Bay Bridge. È lungo 385 metri. Il quinto è stato costruito nel 2022 in Turchia. Si chiama 1915 Çanakkale Bridge. È lungo 2023 metri. Poi c'è il sesto, si chiama New Xiumen Bridge, è lungo 1448 metri, sarà pronto in Cina fra 2 anni. Sono tutti ponti detti Messina Style, perché sono stati costruiti sul progetto del ponte di Messina, quello vero, quello che non c'è. Fu una trovata sensazionale dell'ingegnere William Brown, che permette di costruire ponti molto lunghi, a campata unica, in luoghi dove c'è molto vento, come sullo stretto. Poi ci hanno lavorato aziende, professori, progettisti, ingegneri italiani. Un capolavoro. In tutto il mondo sono rimasti a bocca aperta. Poi si sono presi il nostro progetto e si sono costruiti i loro ponti. I loro ponti, scrive appunto oggi Mattia Feltri. Tiè, ciapassù e porta a ca. Lasciamo la Stampa, andiamo alla Verità di Maurizio Belpietro. I generali ucraini ammettono: non possiamo fermare i russi, mentre la NATO invoca altre munizioni.
Sotto anonimato, alti ufficiali di Kiev spiegano a Politico, la testata Politico, né noi né l'Occidente abbiamo le tecnologie per fronteggiare altri attacchi. Mosca può avanzare dove vuole, basterà far capire che non ha senso insistere, scrive il direttore Belpietro. Boni Castellani si occupa dello spirito critico che non c'è nelle università, che ormai coltivano il pensiero unico, involuzione totale. Ilaria Salis non si candida, ma il papà vede la Schlein. È lui il segretario del PD? Domanda Carlo Tarallo. Claudio Antonelli, oggi scatta il taglio al super bonus, così si evita la manovra correttiva. E poi l'uomo dietro lo Pfizer Gate racconta: ho denunciato Ursula von der Leyen, adesso deve dimettersi. Si tratta di Frederick Baldan. Ha fatto scattare l'indagine sugli SMS della von der Leyen con Burla, il numero uno della Pfizer, ora in capo alla Procura europea. Ecco perché ha violato i trattati. Francesco Borgonovo, su intervista a Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, vice ministro, la commissione Covid partirà malgrado il boicottaggio del PD. Camilla Conti in prima pagina sulla Verità, il senso di Stellantis per l'Italia, al tavolo del governo sull'auto Tavares non si presenta neppure, e a chiudere la prima pagina la raffica di libri che svilisce il pontificato. Anche Le Figaro in Francia critica le scelte di Bergoglio. Mentre a Bologna l'ossessione green travolge anche una nuova scuola. No alla riqualificazione della scuola perché tocca gli alberi. Dobbiamo tagliare gli alberi, non se ne fa nulla. Andiamo a vedere cosa scrive Libero. Libero apre con un'intervista di Mario Secchi a Salvini che leggeremo a parte perché è lunghissima, chilometrica. Io con l'Ucraina, per guidare l'Unione Europea la Lega c'è, dice Matteo Salvini. Chi mi attacca ha conosciuto Putin meglio di me. Non mi sento di destra, con Meloni ci siamo conosciuti stando al governo. Ho pronto un nuovo libro, ha fatto un nuovo libro anche Matteo Salvini. Intanto lo vediamo dopo in dettaglio tutto l'intervistone, mentre a centropagina su Libero, liste PD, Elli imbarca di tutto, ma perfino Salis dice di no. Tarquinio, Berizzi, Annunziata, Patrick Zacchi, chi più ne ha più ne metta nelle liste del PD. Massimo Costa invece intervista la mia eroina di giornata di ieri e di oggi, ovvero Maria Elena Boschi, la stretta sui giornalisti in TV. Fanno politica. I commentatori a volte sono più convincenti dei politici e influenzano le opinioni dei cittadini. Marco Travaglio rientrerebbe nella norma, ma non solo lui, dice Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, che spiega a Libero la ragione della sua proposta di allargare le norme della par condicio anche ai giornalisti. Onorevole Boschi, perché applicare le stesse regole dei politici anche ai giornalisti della par condicio? Per squarciare il velo dell'ipocrisia, scrive, anzi risponde Maria Elena Boschi, secondo me c'ha più che ragione, ha ragionissima, squarciare il velo dell'ipocrisia. È evidente che i commentatori, osserva la onorevole Boschi, possano influenzare l'opinione pubblica quanto gli esponenti politici, anzi forse di più, perché giocando sul ruolo di apparente terzietà, alcuni rischiano di essere più convincenti di tanti politici. Senza contare, e qui c'è l'invidia del pene, diciamo per dirla con Freud, cioè i politici sono scarsi, i giornalisti sono addirittura più convincenti, quindi li invidiamo, detto per inciso e con bonarietà. Comunque, senza contare che alcuni opinionisti, dice Maria Elena Boschi, sono ormai diventati veri e propri personaggi televisivi e sui social hanno moltissimi followers. Noi non abbiamo più voti, questi hanno più followers dei nostri voti. No, vediamo di inchiappettare anche loro. Da tempo, e che è giusto peraltro, da tempo trasmissioni TV invitano giornalisti a sostenere differenti tesi politiche, lo sanno tutti. E allora, perché non farlo in modo trasparente e regolamentato, almeno in periodo di par condicio? Secondo me sempre, e tutto l'anno e col targhettino sotto, quanto prendo e chi mi paga. Se ci sono giornalisti terzi e imparziali è un conto, ma se ci sono giornalisti che sono in realtà opinionisti, che più che far domande offrono risposte, devono rientrare nelle regole della par condicio al pari dei politici. O si sostiene che in campagna elettorale si confrontano solo i politici nei vari programmi di approfondimento, oppure ci devono essere regole che garantiscano a chiunque partecipi di farlo nel rispetto del pluralismo. La par condicio si applica solo in un ristretto periodo di tempo prima delle elezioni, serve a garantire che i cittadini possano formarsi un'opinione in modo libero e i candidati possano avere le stesse opportunità in vista del voto.
Serve, la par condicio, osserva Maria Elena Boschi su Libero, a tutelare imparzialità e completezza. Non vedo perché si debba applicare solo agli esponenti politici e non a chiunque possa, con le proprie opinioni politiche, influenzare i cittadini anche in modo significativo. Del resto, la mia proposta è scrivere nelle delibere di vigilanza RAI almeno quanto prevede lo schema della delibera dell'autorità comunicazioni, l'AGCOM, ossia che occorre considerare ai fini della par condicio qualsiasi persona chiaramente riconducibile ai partiti o alle liste concorrenti e anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti o persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Non è una norma antitravaglio, ma dalla sua reazione aggressiva sulla prima pagina del Fatto mi pare che Travaglio si senta chiamato in causa, osserva Boschi. Sicuramente Travaglio ci rientrerebbe, ma non solo lui. Qualcuno in buona fede può pensare che Travaglio non sia politicamente schierato con i 5 Stelle? Spesso è addirittura lui a dettare la linea politica ai grillini. Possiamo davvero pensare che Travaglio in TV e senza contraddittorio non sia più efficace di tanti parlamentari 5 Stelle? E allora non c'è nulla di liberticida nel chiedere che almeno nelle settimane precedenti al voto, se Travaglio o altri esprimono in una trasmissione RAI un'opinione politica, questa sia conteggiata ai fini della par condicio. Al contrario, sarebbe una violazione dei principi della par condicio consentire che venga di fatto violata o bypassata mediante opinionisti schierati ammantandoli di imparzialità. Poi sono tutte previsioni che operano più che altro come principi preventivi, senza sanzioni. Al massimo si può chiedere il riequilibrio. Non è meglio risolverla, chiede Massimo Costa su Libero, alla vecchia maniera, con due punti di vista culturalmente differenti nella stessa trasmissione RAI? Certo, risponde Boschi, ma per fare questo occorre che passi il principio che quel che vale per i politici vale anche per i commentatori, che siano o meno giornalisti. Se c'è un commentatore che esprime un'opinione politica, deve essere dato lo stesso identico spazio a un'opinione diversa. Tanto per far discorsi di lana caprina è ottima questa idea qui, però insomma nel merito c'è ragione secondo me, non c'è alcun dubbio. Daniele Capezzone si occupa in prima pagina su Libero della galassia del PD come l'area 51 è zeppa di alieni che vivono tra noi, scrive Daniele Capezzone a proposito delle liste del PD, come un bazar per incantare gli elettori, le liste per le europee. Che confusione, c'è dentro anche Cecilia Strada. A chiudere la prima pagina di Libero, processo a Panama, manette in aula, c'è un italiano ammanettato di cui nessuno parla. Pagina 14 di Libero scopriamo chi è costui, un brianzolo, Stefano Conti, è in cella a Panama dal 2023, compare in aula di tribunale in manette, ma per lui in Italia nessuno si indigna. Stefano Conti, trader brianzolo, arrestato a Panama il 15 agosto 22 con l'accusa di tratta di persone con fini sessuali. Rischia fino a 30 anni, si è sempre proclamato innocente. Ieri è stato prelevato a casa, ammanettato, portato in tribunale, senza essere liberato nemmeno quando era seduto e immobile. Gli hanno tolto le catene solo dopo che ho guardato negli occhi il giudice. Racconta Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia, eletto all'estero, circoscrizione Nord e Centro America, che era presente all'udienza con il suo staff, il console e un rappresentante dell'ambasciata di Amnesty International. Stefano Conti a Panama, segnatevi sto nome, altro ammanettato italiano. Mentre a chiudere la prima pagina di Libero, bici condivise vengono usate una volta al giorno. A Milano la resa, lo sharing di auto e di biciclette non salva dal traffico. Un flop, scrive Pietro Senaldi. Lasciamo con questo Libero, ci torniamo sopra dopo, come dicevamo, per l'intervista a Salvini, ma intanto uno sguardo lo diamo anche al Foglio. La gran riscossa dei pigs, i maiali, i paesi schifosi, Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, sono i 4 porcellini che stanno invece molto bene economicamente, scrive il Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano cosa c'è ancora di interessante? Il funerale del catafalco, commentato da Giuliano Ferrara, il Papa è come noi, e allora come fa a esprimere da vicario chi disse che il suo regno non è di questo mondo? Come fa a essere il rappresentante di Cristo se il funerale è come quello di tutti noi, è uno come noi, è un cucù qualunque, anche lui? Sempre dalla prima pagina del Foglio di oggi, poi, cosa c'è da segnalare? L'Andreas Version, vediamo un po' cosa ci racconta oggi.
Andrea Marcenaro, tutto ci dice che sarà la volta buona. Opposizione o no, il boicottaggio della costruzione di un'opera come il Ponte di Messina, che secondo normale logica già avrebbe dovuto essere sottoposto a svariate manutenzioni, dovrebbe avere da ora in poi scarsissime possibilità di successo. E questo nonostante due fenomeni di una certa importanza vengano seguiti dall'opinione pubblica con particolare trascuratezza. Il primo riguarda il trauma psicologico che potrebbe essere inflitto ad alcuni, forse non a tutti, ma certamente ad alcuni tipi specialissimi di Sarago con stabile dimora nel quarto quinto dello stretto. Il secondo, probabilmente più grave ancora, è che l'ignavia e la pigrizia dei pur numerosissimi collettivi antimafia superstiti e segnatamente della magistratura calabro-sicula non abbiano ancora individuato una cosca di nuovo e terribile conio da presentare come la cosca già deputata a mangiarsi finanziamenti pubblici, politicanti, geometra, piloni e tutto. Così Andrea Marcenaro che dice la sua come Mattia Feltri ma con tono assai diverso sul ponte sullo stretto di Messina. Lasciamo il Foglio, andiamo al quotidiano di Confindustria. L'inflazione sta frenando nella zona dell'euro, è il titolo d'apertura. Il terremoto di Taiwan ferma i chip che l'isola produce e poi Giorgetti. Il DEF senza manovra, basta con i crediti di imposta, che è una frase abbastanza interessante. Mentre il Domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, apre con le bugie della destra sul premierato. Meloni e Mattarella sono ai ferri corti. Attenzione, i due stanno litigando. Il Quirinale è irritato per le parole della ministra Casellati, secondo cui il nuovo testo non tocca i poteri del Colle. Hai capito che quelli del Domani lo sanno che Mattarella è incazzato. Il Manifesto, il quotidiano comunista, apre col titolo Nuoce gravemente. Sanità pubblica coi giorni contati. Smentita la narrazione meloniana. Il governo stanzia meno della metà dei fondi di Germania e Francia. 14 scienziati alla Premier. Tra 25 anni 2 cittadini su 5 avranno più di 65 anni e il sistema non sarà in grado di assisterli. Così il Manifesto. E poi la rabbia della World Central Kitchen, l'ONG dello chef José Andrés. Israele ci ha preso di mira 3 volte. Italia Oggi apre la sua prima pagina stamattina con il 110%, correzioni tramite la PEC, la posta elettronica certificata, errori formali nelle comunicazioni per la cessione dei crediti da bonus edilizi. Questi errori possono essere corretti anche dopo il 4 aprile con una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La cosa ha un suo peso, è importante per coloro che sono ancora alle prese con la gestione del super bonus 110. Mentre con l'autonomia differenziata Trento ha già abolito gli esami di riparazione a settembre. Quel che potrà succedere con l'autonomia differenziata si sta palesando in Trentino, che essendo regione a statuto speciale, scrive Italia Oggi, ha già il potere di decidere su una serie di materie, tra cui quelle scolastiche. Così la provincia di Trento, che insieme a quella di Bolzano forma la regione Trentino-Alto Adige, conformazione che è un'eccezione nel nostro ordinamento, comunque la provincia di Trento ha deciso di abolire gli esami di riparazione, ovvero lo studente alla fine dell'anno è promosso o bocciato. Il problema non è disquisire se sul piano educativo la scelta è giusta o no, ma registrare la stranezza di un approccio diverso a seconda di dove lo studente risiede. Io non ci vedrei niente di male, però insomma, secondo Carlo Valentini questo non è cosa buona. Mentre il diritto e rovescio, che poi ascolteremo tra poco in audio-video per grazia del direttore Pierluigi Magnaschi, in cartaceo oggi si occupa del PD. Passano i decenni, si modificano le sigle PC, PDS, DS, PD, arrivano sempre nuovi segretari, ma la natura del PD non cambia, scrive il direttore Magnaschi. Resta un grande partito conservatore. Vedi che il Magnaschi la pensa come me? Il PD è un partito di destra, altro che balle, impegnato allo spasimo contro tutti gli investimenti, anche i più necessari. L'ultimo no. Lo ha unanimemente gridato il PD in questi giorni contro il ponte sullo stretto. Questo atteggiamento costante si è visto molto chiaramente in quest'ultimo dopoguerra nell'Italia settentrionale e in particolare a Milano, non in aree arretrate del paese, ma in quella più effervescente e dinamica.
nella quale il PD e i suoi antenati ha sempre svolto il ruolo del frenatore. È stato contro la metropolitana di Milano, si è battuto contro i grattacieli, ha cercato di bloccare l'ammodernamento del teatro alla Scala, si è opposto all'autostrada del Sole. Il PD non ha voluto, PC, PDS, PD non ha voluto l'alta velocità ferroviaria. Ha sostenuto chi voleva impedire il traforo del Frejus, che servirebbe come il pane per consentirgli di fare i lavori nel Monte Bianco. Insomma, l'importante per il PD è non fare nulla di nuovo, conclude il direttore Magnaschi. Con questo lasciamo anche Italia Oggi. Su Italia Oggi vi segnalo subito un ottimo articolo di Franco Adriano a pagina 2 sulla questione delle bollette. Il mercato tutelato è meglio del mercato libero nell'energia, ma nessuno lo ha fatto sapere alla gente. A conti fatti, l'abbiamo spiegato, e questo va detto, è stata una battaglia meritoria, giustissima, dell'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato leghista e presidente della Commissione Attività Produttive. A conti fatti, le tariffe sul libero mercato sono sempre le più convenienti perché derivano da un regime di libera concorrenza. Questa frase è da cancellare per quanto riguarda le bollette di luce e gas, per le quali il libero mercato è apparentemente morto proprio nel corso della liberalizzazione. Nessuno lo rimpiange perché nessuno lo ha conosciuto questo libero mercato e quando lo si è visto era un miraggio. Il mercato tutelato dell'energia, pur sottoposto ai capricci della politica, è più conveniente di quello libero. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambienti, la ARERA, durante un'audizione alla Camera. Lo ha ammesso presagendo la mossa più logica che compiranno gli utenti, i cittadini informati, fra quelli finiti nella trappola del mercato libero. Entro il 30 giugno torneranno nel mercato tutelato dell'energia. Ci torniamo però sopra tra poco, perché adesso ascoltiamo, a proposito di Italia Oggi, il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi e poi abbiamo la pausa delle 8.30 e il meteo. L'hai trovato, Massimo Borghi? Lasciare il tasso di interesse invariato al 4,5% per ben 3 scadenze successive è stato devastante perché queste decisioni disorientano gli operatori economici. A lei ci piace? Anche i singoli cittadini. Ti giro sul tuo WhatsApp il contatto di Emanuele Bocco. Inevitabilmente in stand-by, cioè in stato di attesa, sperando che la situazione migliore, stanno con le mani in mano. Le banche centrali quindi non possono ritirarsi sull'Aventino. Questa qua non ha abbaiato quando sei uscito, incredibile. Ma debbono mettere in atto una Mi ha stupito. Ecco perché è un cane c'è da stupefacente augurarsi che già da giugno e se vogliono cominciare a diminuire i tassi. C'è inoltre da augurarsi che nel frattempo che musica anche la Germania esca dalla recessione, ridando così vigore all'intera Europa. Non dimentichiamo infatti che la Germania è il principale mercato di sbocco europeo delle nostre esportazioni. Se la Germania prende l'influenza, l'Italia prende la polmonite. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Narciso, minchia che bello. Frida, dove cazzo vai? Vieni qua. Vieni. Avete ascoltato le previsioni del giorno. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile.
Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Allora, la facciamo un po' lunga, fuori onda a parte. Speriamo di non aver detto troppe castronerie o cose improponibili e volgari, come capita di essere, peraltro, e si è, per quanto mi riguarda. Comunque, al di là di questo, 4 aprile 1940, il musical Higher and Higher, sempre più in alto, di Richard Rodgers e Lawrence Hart, viene presentato in anteprima a New York. Noi abbiamo sentito un pezzettino di questa roba qua. Anche questa, tutto sommato, dimenticabilissima. In ogni caso, veniamo alle notizie del giorno. Dicevamo delle bollette e su questo si sofferma Franco Adriano. Insomma, in poche parole, ci hanno menato il torrone dal 96, 97, 98, il decennio delle privatizzazioni, della concorrenza, del mercato, bla 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 bla. Dopo 30 anni siamo qua a dire che il tutelato è meglio del mercato, perché il mercato ti fotte e ti strafotte. L'ha ammesso anche il presidente dell'autority di settore, la ARERA. Per cui, per farla corta, entro il 30 giugno tornate al mercato tutelato, voi che potete, cioè tutti noi, perché col gas non si può più fare, per l'elettricità si può ancora fare, però non lo sa nessuno. Resta il passaparola, ma non basta. Solo 4 gatti sanno cosa fare, non c'è neanche una campagna di informazione per tornare al mercato tutelato. Andate sul sito di Arera, homepage, e cercate di cavarvela così. Abbiamo tempo fino a fine giugno per tornare al mercato tutelato, che ci si guadagna, almeno per l'energia elettrica. Sul discorso dell'energia e delle bollette, sempre su Italia Oggi, Filippo Merli fa i conti sulla base dell'indagine dell'ufficio studi della CGA di Mestre. È il nord-est che ha pagato le bollette più care in Italia. L'impennata è da ricondurre all'andamento dell'inflazione. Secondo CGA Mestre, nel 2023 il rincaro per le famiglie è stato di 457 euro, più 34% sul 22. Al nord-est hanno pagato un sacco, mentre per i segni dei tempi siamo a Bruzzano, Milano, lo racconta Repubblica in dorso milanese, pestato in strada per 5 euro, l'orologio come tirapugni, arrestato un 14enne, aggressione avvenuta in via Vincenzo da Seregno, a Milano, appunto Bruzzano, anche la vittima ha 14 anni come l'aggressore. A dare l'allarme le amiche della vittima. Gli agenti hanno rintracciato il giovane picchiatore in piazza Giustino Fortunato. Non si sa nient'altro circa
le origini del presunto picchiatore, che è un picchiatore vero perché quello le botte le ha prese, e dell'aggredito, non si sa niente, è tutto neutro. Ilaria Salis deve restare in Ungheria, è andata a far casino in casa d'altri. Questa è la sfumata opinione dell'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Questa signora, dice la celebre avvocato, è andata in Ungheria appositamente perché c'era una manifestazione di destra. Ha trovato lì un manganello e dopo non si può lamentare se la trattano secondo le regole di quel paese. Mattarella, dice l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, mi ha deluso, doveva restare neutrale. La scelta della Schlein di candidarla in Europa rende la sinistra complice delle aggressioni della Salis agli ungheresi. Poi abbiamo saputo ieri che non la candiderà Elly Schlein, Ilaria Salis. Comunque Ilaria non è Oriana Fallaci dei nostri tempi, si è comportata malissimo. Per quanto concerne invece la questione delle università contro Israele, studenti in catene all'Università Bicocca, ma la rettrice, come abbiamo visto anche dall'intervista al Corriere della Sera della rettrice stessa, Giovanna Iannantuoni, non blocca i bandi. Gli universitari della Bicocca sono contro gli accordi di ricerca Italia-Israele. Anche questi sono segni dei tempi che non hanno bisogno di commenti. Sulla Stampa di Torino, Politecnici sotto assedio, si allarga alle facoltà di ingegneria la protesta degli studenti contro Israele. Nel mirino finiscono gli accordi con aziende collegate alla filiera bellica. Manifestazione martedì 9 aprile, piazzale della Farnesina, per chiedere il ritiro del bando di collaborazione scientifica Italia-Israele gestito dal Ministero degli Esteri in scadenza il 10 aprile e manifesta volontà di allargare la mobilitazione al mondo delle università politecniche, in particolare alle collaborazioni e progetti che alimentano tecnologie dual use, cioè concepite per l'ambito civile ma utilizzate in ambito militare e viceversa. Sono le prossime mosse del collettivo universitario Cambiare Rotta, il gruppo studentesco, quello parabrigatista, che ha acceso la miccia della protesta anti-Israele, parabrigatista secondo alcuni, l'abbiamo letto ieri, che ha acceso la miccia della protesta anti-Israele negli atenei italiani. Dopo Torino, che ha rifiutato di partecipare al bando con Israele, le dimissioni del rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, dal comitato tecnico scientifico della fondazione Med-Or, peraltro presieduta dall'ex ministro PD degli interni Minniti, la dura presa di posizione nei confronti di Tel Aviv da parte del Senato accademico dell'Università Normale di Pisa e le mobilitazioni in altre università. Dopo tutto questo, i compagni di Cambiare Rotta hanno fatto sapere di voler unire le forze per portare sotto i riflettori altri tipi di accordi, nel mirino anche il Politecnico di Torino. Carlo Rovelli, il citato professore di fisica, sulla Stampa dice: sto dalla parte dei ragazzi, il boicottaggio è ragionevole. Per quanto riguarda invece l'autonomia, dicevamo prima di Zaia vuole tutto, scrive il Corriere del Veneto, scontro in audizione alla Camera, duro confronto col figlio di De Luca, deputato del PD, il figlio di De Luca sulle risorse, sui quattrini, soldi. Io volere essere libero con soldi tuoi, è la massima. Il governatore Zaia dice: siamo pronti a chiedere anche sanità e istruzione. L'alterco fra Zaia e De Luca Junior sui fondi comunitari e nazionali non spesi al Sud. Un'audizione a Roma sull'autonomia per il presidente del Veneto, Zaia. I contenuti portati da Zaia sono l'esempio della Germania dei Länder, la volontà federalista dei padri costituenti e quella dei veneti che votarono a valanga sì al referendum sull'autonomia del 17. Questa volta il teatro era la Commissione Affari Costituzionali della Camera. Sullo sfondo c'è anche l'offensiva prossima. Presentiamo un'intesa graduale partendo da 9 materie non leppizzabili, dice Zaia, e certo da quelle della preintesa, fermo restando che su quelle che necessitano di LEP si dovrà attendere. Leppizzabili vuol dire che sono sottoposte alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè i LEP, è la commissione del professor Cassese. Quelle non leppizzabili, cioè che non necessitano di definire i LEP, le possiamo prendere subito, dice Zaia. Quindi anche istruzione, sanità e ambiente. Chi dalla Camera si attendeva allo stesso registro di punzecchiature dall'opposizione andato in scena al Senato, però ieri è saltato sulla sedia, scrive il Corriere del Veneto. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Forza Italia, Nazario Pagano, ha faticato a sedare la baraonda durante il tempo concesso a Zaia per rispondere
alle domande di Marco Sarracino e di Piero De Luca, figlio del presidente della Campania. Lei, presidente Zaia, ha detto che l'autonomia innescherà competizione positiva fra regioni, ma questo è vero a patto di partire alla pari, ha detto De Luca Junior. Zaia, rispondendo sulla sanità, ha citato altri dati. De Luca lo ha interrotto definendoli dati falsi, poi si è corretto e li ha definiti parziali. La bagarre ha incendiato la Commissione Affari Costituzionali. I campani hanno incalzato il presidente Zaia, che ha ostentato una calma quasi olimpica finché Zaia si è indispettito. Dalle mie parti falso e parziale sono due concetti diversi. Allora parliamo di altri dati. Fondi europei. Il Sud ha il 40% del PNRR, l'80% dei fondi FSC, ma in Veneto si spende il 103% di quei fondi, in Campania l'82%. Insomma, di soldi ve ne arrivano tanti, ma ne spendete pochi. De Luca controbatte: al sud abbiamo il 20% contro il 50% del nord su mense scolastiche e tempo pieno, è evidente che si tratta di un paese diviso. Zaia respinge tutto, punto per punto, i livelli essenziali delle prestazioni è già previsto nel testo uscito dal Senato, eccetera, eccetera. Insomma, l'autonomia, Zaia vuole tutto, scontro in audizione alla Camera. In teoria, Costituzione alla mano, le regioni possono avere competenze anche sui giudici di pace, sulle professioni, sulle banche, il dossier del Veneto, le materie a rischio. In Veneto simulazioni in corso per valutare i temi da gestire in autonomia. Si punta su finanza pubblica, sistema tributario, Europa, col potere di veto del Premier. A proposito di Premier, riforma horror, scrive il Fatto Quotidiano. Il paradosso è voler impiantare il premierato dentro una repubblica parlamentare. Ne viene fuori uno schifo, secondo il Fatto Quotidiano. 2 premier eletti e addirittura 1 resuscitato. Roba da filosofia politica in mano agli interessi dei partiti e alle aspirazioni della ministra delle riforme Casellati. Avventurarsi nella lettura del testo di riforma sul premierato. Per il momento il primo sì è arrivato in commissione al Senato, significa fare slalom tra contraddizioni e inciampi. Per esempio, 2 premier eletti contemporaneamente, un partito col 25% che ha la maggioranza assoluta e un presidente del Consiglio deceduto e resuscitato, secondo il professor Francesco Pallante, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino. Tanto vedremo cosa ne uscirà alla fine. A proposito di horror, orrore allonato, scrive Brescia Oggi, in prima pagina e in primo piano, 2 morti, un lago di sangue, l'ipotesi omicidio-suicidio. Cristian Catalano, 49 anni, avrebbe ucciso una 45enne cinese a cui si era legato da poco e poi si sarebbe tolto la vita. Gli inquirenti non escludono altre ipotesi, disposta l'autopsia sui 2 cadaveri. Il delitto sarebbe avvenuto appunto a Lonato, in quel di Brescia, nella notte di lunedì. Martedì il ritrovamento dopo l'allarme dei familiari della donna cinese. Numerose le macchie di sangue in casa, sembrava un mattatoio. I parenti della vittima li hanno trovati seguendo il segnale trasmesso dal telefono, scrive Brescia Oggi. I vicini sotto shock, nessun rumore sospetto. Catalano era in affitto da circa un anno in quell'abitazione. Era educato, non li abbiamo mai sentiti litigare, dicono i vicini. Sulla questione invece, rimanendo nel bresciano, sul Garda della mafia a Desenzano, di cui ha parlato la celebre attrice e showgirl, insomma, mica tanto, ma comunque c'ha gli anni del dattero anche lei, ormai Marisa Laurito, comunque mafia a Desenzano, un'interrogazione porta il caso in Parlamento. Il bresciano Girelli del PD dice che la mafia è un fenomeno presente da decenni sul Garda, ma spesso poco considerato se non trascurato. Adesso un'interrogazione in Parlamento. C'è un italiano che vale 27 miliardi di dollari, lo conoscete? Si tratta di Andrea Pignataro, imprenditore 53enne cresciuto a Bologna. Secondo la rivista Forbes, costui è il secondo italiano più ricco, dietro a Ferrero ma davanti a Giorgio Armani. Ferrero con la Nutella, ovviamente. L'italiano da 27 miliardi di dollari incoronato da Forbes, imprenditore a Bologna, 53enne, Andrea Pignataro al secondo posto nella classifica degli italiani più ricchi. Genio dei numeri, memoria di ferro, scrive Libero, ha fatto fortuna con le banche dati dedicate alla finanza. Su di lui mai un gossip. Andrea Pignataro, un uomo ricchissimo. Poverissimi invece sono tanti giovani senza lavoro e non gli resta che fare i badanti, visto che la popolazione invecchia. Sul Corriere del Mezzogiorno c'è un articolo d'apertura su questo tema. Il 54% degli occupati nelle attività domestiche, cioè badanti, in Campania,
a meno di 30 anni. 54% dei badanti in Campania sono giovani. C'è poi l'intervista a Matteo Salvini di Mario Secchi di cui dicevamo, adesso ce la leggiamo tutta senza saltare neanche una riga. In Parlamento si vota la mozione di sfiducia e lui, Salvini, sfodera buon umore, ha accettato di parlare a tutto campo senza rete. Di questi tempi, buon segno per un politico di lungo corso. Davvero è tranquillo? Chiede Secchi. Assolutamente, risponde Salvini. È una giornata piena. Quella di oggi è la rappresentazione della sinistra che sta sulla Luna. Stanno cercando quel che non c'è, un processo su un accordo, peraltro negli organismi internazionali da cui i russi erano stati espulsi, dunque avrei collaborato solo con me stesso, che fin dall'inizio della guerra in Ucraina abbiamo detto che era stato annullato. Avevo stima di Putin come uomo di governo fino all'invasione dell'Ucraina, come ce l'avevano Berlusconi, Renzi, Prodi, tutti i capi di governo che si sono succeduti. Io Putin l'ho visto una volta in vita, mentre altri ci hanno fatto accordi commerciali e economici. E ripeto, giustamente, il problema non è il popolo russo, osserva Matteo Salvini su Libero. Il problema è aver scatenato una guerra senza senso di cui il mondo avrebbe fatto a meno. Quindi è chiaro che se fino al giorno prima tutti avevano una certa opinione di Putin, e ripeto, altri ci hanno fatto accordi commerciali da miliardi, io ci avevo fatto un accordo culturale, nel momento in cui scateni una guerra passi dalla parte del torto, punto. Non c'è niente da disdire perché non c'è niente in essere. Altro paio di maniche è, come ha ricordato il Santo Padre, lavorare per la fine della guerra. Spero che il 24 sia per il bene di tutti l'anno della pace. La preoccupano, chiede Mario Secchi, le voci sulle difficoltà crescenti dell'esercito ucraino? Organizzo il primo G7 la prossima settimana a Milano dall'11 al 13 aprile, risponde Salvini, con americani, britannici, giapponesi. L'invitato esterno è il ministro ucraino delle infrastrutture. Il primo punto sarà la ricostruzione dell'Ucraina. Mentre si discute di mozioni di sfiducia surreali in Parlamento, il pericoloso russofilo Salvini, dice lo stesso Salvini, ha invitato il collega ucraino al tavolo coi potenti del mondo per la ricostruzione. Quindi la ricostruzione prevede cessazione delle ostilità. Spero che arrivi prima e in ogni caso attendo con ansia le elezioni americane a novembre, perché la svolta repubblicana significa ritorno all'equilibrio, moderazione, pace, spero in notizie positive, senza tracolli militari a novembre. Lei è d'accordo con Marine Le Pen? Chiede Secchi, che qualche giorno fa ha elogiato la resistenza del popolo ucraino. Assolutamente sì, sono d'accordo con Le Pen, risponde Salvini. Chi viene aggredito ha il diritto-dovere di difendersi. A maggior ragione inorridisco quando Macron, per recuperare terreno in Francia, ipotizza l'invio di truppe europee a combattere in Ucraina. Su questo il governo italiano si è espresso. Penso che agli italiani faccia più piacere l'atteggiamento di Le Pen che non quello di Macron. Domanda Secchi, sente il suo partito più vicino all'Ucraina rispetto al PD 5 Stelle? Ride Salvini e risponde: non faccio la morale ad altri. La Lega ha sempre votato tutti i provvedimenti a difesa dell'Ucraina aggredita, senza però additare l'intero popolo russo come nemico da abbattere. Un conto sono le gerarchie, i governi. Non condivido l'estremismo di quelli che per combattere Putin vietano i balletti, i concerti, boicottano gli sportivi. È assurdo. Col partito di Putin l'accordo non c'è più, assolutamente, risponde Salvini. Calenda aspetta la raccomandata con ricevuta di ritorno, manderò una PEC a Putin. È chiaro che è malafede, come quella di chi ha cercato per anni fondi russi, mai chiesti, né visti, né dati. C'è uno strano clima in Europa, osserva Mario Secchi. Von der Leyen ha un problema con un'indagine sui vaccini. È tornata anche l'inchiesta sulle influenze russe. Siamo davvero alla vigilia del voto. E una volta tanto, osserva Salvini, noi della Lega non ci siamo. Ci tirano sempre in mezzo. A questo giro si saranno distratti. Il caso von der Leyen. Il mio no a Ursula von der Leyen non è personale, spiega Salvini. Penso che in Europa abbiamo perso 5 anni e non possono essere i protagonisti in negativo a essere i protagonisti di domani. Guardi all'immigrazione. Von der Leyen si è ricordata di Lampedusa nell'ultimo anno del mandato. Gli agricoltori, le follie green sulla casa. Qualcuno queste cose le ha approvate, non la Lega. Tanto per fare un esempio, oggi in aula sono intervenuto. C'è un paese membro dell'Unione Europea, l'Austria, che blocca gli ingressi al Brennero, e mentre Bruxelles se ne lava le mani e rinvia tutto a data da destinarsi, ho promosso un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro un paese membro. È la prima volta nella storia.
Sulle elezioni europee per la Lega e centrodestra sono molto fiducioso, la Lega crescerà, il centrodestra andrà bene in Italia e in Europa, la mia impressione è che tutti e tre i partiti cresceranno. Il mio obiettivo è che tutti insieme andiamo avanti e aumentiamo i consensi. In Europa, prosegue Salvini, il clima è positivo in tanti paesi, Francia, Austria, Olanda, Portogallo, Germania. C'è un'avanzata, la mia speranza è che nessuno ponga veti. Se qualcuno, penso a Forza Italia, dice mai con la Le Pen, allora ammette di preferire l'accordo con la sinistra. Mi sembra strano. Il rapporto con Tajani è positivo, non è questione personale, ma di prospettiva politica. È la prima volta nella storia dell'Unione Europea che abbiamo l'occasione di essere maggioranza nel Parlamento europeo. La parabola di Stellantis. Mamma mia, risponde Salvini, ringrazio Libero perché altri mi sembrano smemorati su un'azienda che agli italiani è costata miliardi. Fiat. Quanto sia rimasto di italiano è da vedere. La cosa fondamentale è mantenere un piede in Italia. Sono d'accordo con le politiche del governo. Porte aperte ad altri produttori di automobili. Lo vedo dal mio ministero che attrae l'interesse degli investitori del mondo. Sul ponte di Messina abbiamo avuto manifestazioni anche dalla Cina, ma ovviamente io conto sulle potenze occidentali, sulle democrazie, sulle economie di mercato. Per esempio, penso che Elon Musk possa dare un contributo all'Italia sull'automobile, le connessioni, l'intelligenza artificiale e la ricerca spaziale. Elon Musk, prosegue Salvini, persona affascinante. È arrivato prima di altri, mettendosi in gioco. Non entro nel merito del caso Telecom, ma da ministro infrastrutture mi farebbe comodo avere un soggetto come Starlink nelle aree attualmente sconnesse. Avere Musk che investe in Italia è importante, per l'Italia è un bel momento. Musk parla di natalità e di immigrazione. Condivido quel che dice, è quello che mi allontana dalla sinistra. Il nostro governo vuole aiutare gli italiani a investire sul futuro. Non vedi i risultati subito, ma i frutti arriveranno. Gli immigrati che vengono per lavorare, benvenuti, ma non si ripopola l'Italia con barchini e barconi e non ci devono essere cedimenti culturali come la chiusura per il Ramadan a scuola. Bene ha fatto il ministro. Musk parla di questo. Lega, questione settentrionale, interviene Mario Secchi. Dicono che lei l'abbia trascurata e si sia dimenticato del Nord. Oggi è stata calendarizzata l'autonomia, risponde Salvini. Va in aula il 29 aprile. Ho fatto la mia tessera Lega nel 90, 34 anni fa. Dopo tanti coerenti tentativi, con la secessione, la devolution, il federalismo fiscale, oggi abbiamo un punto importante. La cosa bella è che è vista come un'opportunità anche per il Sud. Non è finita, è l'inizio di un percorso. È uno dei primi dossier che ho trovato sulla scrivania. Abbiamo rivitalizzato le Olimpiadi Milano-Cortina. Miliardi di investimenti, milioni di turisti. Anche Umberto Bossi lo diceva, se non cresce tutto il paese, l'Italia non ce la fa. Lei si sente in discussione? Ha detto non sono attaccato alla poltrona. Io, risponde Salvini, mi sento sempre in discussione. Il giorno in cui mi alzassi senza voglia, stimolo, entusiasmo o sorriso, smetterei. Ritengo di aver fatto e dato qualcosa, di aver commesso errori, ma ho ben chiaro il ruolo della Lega nei prossimi anni, in Italia e in Europa. Poi, nella Lega abbiamo 500 sindaci, 100 parlamentari, governatori, ministri. Se domani i marziani dovessero rapirmi, sicuramente il movimento avrebbe chi lo porta avanti. Non sono stanco, ho entusiasmo, idee chiare. Certo, alcuni passaggi degli anni scorsi ci sono costati, ma stiamo riuscendo a ottenere di più in quest'anno e mezzo, con l'8%, con un governo credibile, che non con i grillini quando avevamo il 30%. Come vanno i rapporti con Giorgia Meloni? Bene, non ci eravamo mai conosciuti e frequentati fino a questo governo, avevamo fatto scelte diverse. Meloni è rimasta all'opposizione, per noi è stato problematico, l'abbiamo fatto per non lasciare l'Italia alla sinistra. Detto questo, la frequentazione oggi c'è, non solo a Palazzo Chigi, ci vediamo in altre occasioni. È nato un rapporto, come accadde con Berlusconi, all'inizio fu diffidente, vide me un ragazzo con jeans, barba, orecchino, non sempre in giacca e cravatta, poi nacque un'amicizia. Mi manca Berlusconi, ci manca. Oggi sarebbe prezioso, dice Salvini, per gli equilibri europei, Stati Uniti, Russia. Portò al tavolo Bush e Putin. Tornando a Meloni, in quest'anno e mezzo abbiamo costruito un rapporto di comunanza politica. I destini sono incrociati, se va bene lei vado bene io e viceversa. Diciamo che non sempre alcuni nostri reciproci rappresentanti sui territori sono alimentati dallo spirito di collaborazione, ma anche oggi, su autonomia e premierato, pur venendo da due culture diverse, noi federalisti, loro centralisti, siamo d'accordo. Il tormentone Vannacci?
Lo stimo, lo conosco, ne condivido buona parte di idee e progetto, non tutto. Se mi chiedono se gli omosessuali sono un problema, rispondo no, quando mai? Siamo nel 24, sono per la libertà di pensiero, parola, impresa e amore. Ma un uomo del suo valore linciato dalla sinistra per aver scritto un libro, mi piacerebbe condividesse le nostre battaglie a Bruxelles. È un uomo libero, manca ancora qualche giorno al deposito delle liste, sarà un valore aggiunto. Ma lei si sente di destra? Domanda Secchi. Risponde Salvini: no, onestamente no. Sono antifascista, sono anticomunista, userei la categoria liberale, ma sono tutte categorie superate. Credo in alcuni valori, famiglia, patria, difesa dei confini. Dopodiché si parla di Confindustria. Edoardo Garrone si ritira, Emanuele Orsini destinato alla presidenza. Cosa si aspetta da Confindustria Salvini? Ho apprezzato la scelta di Garrone, che ha preferito l'unità, Confindustria deve recuperare centralità. Orsini lo conosco, lo stimo, bella persona. Sono certo che creerà squadra equilibrata, bilanciata come settori e aree geografiche, sarà critico quando serve, ma soprattutto propositivo. Da Ministro delle Infrastrutture mi fa piacere una Confindustria forte. Piano casa, dicono che lei voglia fare il Fanfani, risatona di Salvini che risponde magari. Fanfani diede casa a centinaia di migliaia di famiglie. Noi stiamo cercando di sistemare 100.000 appartamenti, lavorando su norme vecchie di 50 anni che bloccano il mercato. Stamattina ho una riunione con tutti i soggetti interessati. Presenterò alcune proposte, tra cui la regolarizzazione delle difformità interne delle abitazioni, e la sinistra farà polemica gratuita. Riguarda milioni di italiani. Condono edilizio, diranno. Ripeto la parola interne, sto parlando di milioni di pratiche che bloccano i comuni, solo a Roma 150.000 giacenti. Interne, chiaro? Chi ha costruito la casa abusiva gliela abbatti, ma se uno non riesce a comprare o vendere la casa per 30 centimetri di soppalco, bagno, cameretta, ha più senso che paghi per liberare il bene. C'è poi il capitolo Ponte sullo Stretto di Messina. Tra l'altro il nuovo libro si chiama Controvento, l'Italia che non si arrende, edito da PM, è l'ultimo libro di Matteo Salvini, stavolta scritto da solo e non con gli spin doctor, o meglio, non con collaborazioni giornalistiche esterne. In ogni caso, da lunedì prossimo per il Ponte sullo Stretto ci saranno 2 sportelli informativi per spiegare come funzioneranno gli espropri. La prima conferenza di servizi 16 aprile, lascio agli altri le polemiche. Mi porto 2 numeri: 20 miliardi, valore aggiunto per l'Italia, 120.000 i posti di lavoro stimati. Sarà un orgoglio italiano, una grande opera. Diga di Genova, su un'opera avviata dalla sinistra, l'opposizione protesta. Finiremo nei tempi e costi previsti. Dicono che lei abbia scritto un libro, osserva Secchi. Sì, risponde Salvini, finora ne ho scritto solo uno 8 anni fa. Sono più lento di Renzi, ma ci tenevo a raccontare la mia storia. La speranza è di farlo uscire a fine aprile. Si intitola Controvento. C'è una persona dietro il ministro, sarà anche un libro intimo. Tradimento, perdono, lealtà, vendetta. In quale parola si riconosce? Vendetta mai, risponde Salvini. Sono permaloso ma non vendicativo. Certo, una volta che mi deludi è molto, molto, molto difficile riannodare, dice Salvini. 3 volte molto. Ho perdonato parecchie volte, in politica, in amore, nella vita. Ho tradito, ahimè, capita. Lealtà è un filo conduttore. Se ho sempre la stessa tessera dello stesso partito nella stessa tasca da 34 anni con alti e bassi, significa che per me la parola ha valore. In questo governo mi trovo a mio agio. Confessi, la penultima, terzultima domanda. Chi voterebbe alla presidenza della Commissione europea? Mario Draghi? No, grazie, ho già dato. Faccia il nome, non lo dico, lo indagherebbero subito. Qual è la persona a cui deve di più? Se siamo qui a fare questa intervista è perché 35 anni fa mi affascinò Umberto Bossi, conclude Matteo Salvini. Questa è l'intervista su Libero a Mario Secchi, mentre a proposito di Salvini, fuori onda, come il mio di poco fa, di Salvini a Belve con Francesca Fagnani. Hai fatto Fedez? Era incazzoso? Da Miami il rapper risponde: ma cosa gli hanno detto a Salvini? Sulla foto After Sex, pubblicata dalla ex Elisa Isoardi, il capitone ha detto: per me era una cosa fuori luogo, ma è acqua passata, così. Su Dago Spia, naturalmente, questo è il fuori onda. Fuori onda ce lo sentiamo pure magari, che tanto che ci frega. Due cagate. Ma com'è andata con Fedez? Mi hai detto che hai fatto Fedez? Sì, era bella. incazzoso? Mi hanno detto che... Com'è andata con Fedez? Vabbè, allora cosa c'è di strano? Vabbè, pausa, va.
Il buono e il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13. Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli. Allora, a proposito di Salvini, Lega e Affini, c'è sulla Stampa una doppia paginata dove Flavia Perina si occupa del capitano Salvini bifronte, solite storie, e poi l'intervista all'ex segretario della Lega in Lombardia e deputato ex parlamentare leghista Paolo Grimoldi. Invece di finanziare la sanità diamo soldi al ponte di Messina, eravamo un movimento moderato che chiedeva meno Stato, ora non sappiamo più chi siamo, dice Grimoldi che attacca Salvini. E poi c'è il terzo pezzo, Federico Capurso, il centrodestra blinda Salvini, respinto il voto di sfiducia. E c'è anche l'altra questione che i giornali variamente riprendono a proposito di Salvini, la famiglia Verdini che colleziona patteggiamenti. Diletta, figlia di Primo Letto di Denis Verdini, sorellastra di Tommaso e Francesca, ha patteggiato una pena, 1 anno di reclusione per tentata truffa e falso. Si era finta avvocato con una badante romena falsificando una sentenza del Tribunale di Firenze, vicenda raccontata da Le Iene. Verdini, smascherata, pregava di non essere sputtanata offrendo 20.000 euro per non mandare in onda il servizio. Che ce frega. Mentre c'è l'intervista del citato Roberto Vannacci sulla Stampa di Torino di oggi. In Europa da protagonista, ma non so se ho i requisiti, dice il generale che divide la Lega, scrive la Stampa. Perché non candidare chi porta voti, dice il generale. In una classe piena di stranieri non si può insegnare l'italianità, che è una materia di studio, l'italianità, come si sa. Su Salvini e la Lega. Se mi candido con la Lega non voglio legare la questione al ministro Salvini. Ci sono state interlocuzioni con vari politici. Non ho deciso. Devo ancora portare a maturazione le mie valutazioni, dice il generale Vannacci. Che macchina guida? Un diesel di 23 anni comprato nel 2001 con 1 litro di gasolio, faccio 20 chilometri, dice il generale Vannacci. Come si immagina di influire se verrà eletto europarlamentare e andrà a Strasburgo? Vorrei essere protagonista, un ruolo di primo piano, non la comparsa, dice giustamente il generale. Non mi piace fare lotte ideologiche, sono una persona pragmatica. Gli incentivi per l'elettrica, scherza? Mio nipote ha la Tesla, ogni volta che deve venirmi a trovare da Milano a Viareggio è una maledizione per fare le ricariche. Salvini dice di non condividere le sue parole sugli omosessuali. Non è corretto, gli hanno fatto commentare la solita frase estrapolata dal mio libro: cari omosessuali, non siete normali. La normalità di cui scrivo io ha una connotazione statistica, spiega Vannacci. Chi non si riconosce nell'eterosessualità è una minoranza, ha gusti diversi dalla maggioranza. Avrei potuto dire: cari omosessuali, siete eccezionali, cioè siete un'eccezione. Sono stato provocatorio, cerco di attirare il lettore con frasi provocatorie ma mai offensive. E poi c'è la scuola di Pioltello, chiusa per Ramadan. Le figlie, se hanno bambini di origine straniera in classe, le figlie di Vannacci. A scuola della più piccola, la più brava è una bimba cinese. Probabilmente non ha la cittadinanza italiana e nemmeno mi interessa. Così sulla Stampa. Mentre la pacchia è finita, a proposito di Lega, la mannaia di Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista, sui fondi a pioggia che venivano elargiti nel mondo del cinema. La sottosegretaria dei beni culturali Borgonzoni introduce 2 criteri selettivi. Il primo destinato a opere commerciali che hanno mercato e devono avere in modo preventivo la copertura del 40% del costo. Il secondo criterio riguarda opere prime e seconde definite difficili che accederanno al fondo automaticamente. Preparatevi a una valanga di lagne, di registi, di storie italiane, bla bla bla. Brava Borgonzoni, scrive Dago Spia. Sempre su Dago Spia, quando si parla del caso Davide Rossi c'è sempre qualche colpo di scena. Il giudice di Genova ha rilevato una nullità all'udienza preliminare a carico della Iena Antonino Monteleone e dell'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini e ha rimandato gli atti alla procura. I 2, Monteleone e Piccini, erano stati indagati per l'intervista rubata in cui si parlava di festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulla morte dell'ex manager dei Montepaschi Davide Rossi. A proposito invece di sanità, vi segnalo su quotidianosanità.it un articolo sulla spesa sanitaria in Italia. Si è molto ridotta rispetto a Germania e Francia
e la spesa privata cresce più che negli altri paesi europei. Lontano il recupero delle liste d'attesa e il rapporto della Corte dei Conti. La spesa sanitaria pubblica italiana, 131 miliardi, risulta ridotta rispetto ai 423 della Germania, che peraltro ha diversi milioni di abitanti in più, e ai 271 della Francia. A parità di potere d'acquisto, la spesa italiana pro capite, cioè depurata dal numero totale della popolazione, risulta meno della metà di quella della Germania. A fronte del 21,4% di spesa privata per la sanità sostenuta dalle famiglie italiane, quella in Francia raggiunge appena l'8,9%, in Germania è l'11%. Nonostante il sottofinanziamento, reggono le performance del sistema sanitario nazionale, cioè si spende sempre più di tasca propria. Siamo più poveri ma più uguali? Si domanda in senso ancora più generale il professor Luca Ricolfi in un articolo ripubblicato, uscito sulla Ragione, ripubblicato sul sito della Fondazione IUM, fondazioneium.it. Nel mese di marzo appena trascorso l'Istat ha fornito dati statistici sul mercato del lavoro, povertà, diseguaglianza. Apparentemente, osserva Ricolfi, il quadro è univoco. Secondo il report provvisorio sulla povertà, nel 2023 il numero di famiglie in povertà assoluta, cioè neanche in grado di acquistare il paniere di beni di sopravvivenza, è aumentato rispetto al 2022, ha toccato il massimo storico dal 2014, da quando esiste questa statistica. L'aumento, dice l'Istat, è molto modesto, dall'8,3 all'8,5% in termini di famiglie, dal 9,7 al 9,8% in termini di individui, ma resta il fatto. Nel primo anno di governo Meloni il numero di poveri è aumentato. Tutti i media, salvo qualche quotidiano di destra, hanno dato enorme rilievo a questo risultato. Comprensibilmente questo aumento è stato attribuito al depotenziamento del reddito di cittadinanza, all'aumento della precarietà, dei working poor, cioè lavoratori che hanno un lavoro ma non riescono ad avere un tenore di vita accettabile. Tuttavia, se anziché leggere solo uno dei report dell'Istat li leggiamo tutti, il quadro si fa meno limpido. La tesi che la causa sarebbe la riduzione del reddito di cittadinanza cozza col fatto che nel Mezzogiorno, che ha più beneficiato del reddito di cittadinanza, il numero delle famiglie povere è addirittura diminuito del 4,4%, ma anche la tesi dell'aumento del precariato non funziona. I posti di lavoro dipendenti stabili sono aumentati di 418.000 unità, quelli a termine diminuiti di poche migliaia. In realtà, quel che i dati Istat mostrano è che l'aumento dei poveri è concentrato nel centro-nord e tocca le famiglie di stranieri, probabilmente perché la maggior parte degli stranieri sta nel centro-nord. Se consideriamo italiani, non c'è alcun aumento del tasso di povertà assoluta nell'Italia nel suo insieme. Perché ciò sia accaduto non è chiarissimo. Una possibile lettura del fenomeno, scrive Ricolfi, è che le nuove regole e i maggiori controlli sui sussidi, pur lasciando indenni le famiglie povere del sud, hanno avuto effetti sulle famiglie di immigrati del centro-nord, più esposte al lavoro irregolare. Resta il fatto che la povertà assoluta è leggermente aumentata. Ma continuiamo a leggere i dati dell'Istat, in particolare l'indagine sulle forze lavoro e le simulazioni sugli effetti che i provvedimenti del governo potrebbero aver avuto sulla distribuzione del reddito nel 23. Queste analisi segnalano che fra dicembre 22 e dicembre 23 gli occupati sono aumentati 456.000, i disoccupati diminuiti 171.000, gli inattivi nella fascia 15-64 anni diminuiti di 310.000, il tasso di occupazione è aumentato al 61,9%, massimo storico. È difficile, osserva Ricolfi, pensare che queste cifre non impattino sulla diseguaglianza. Il principale fattore di diseguaglianza è l'insufficiente accesso al lavoro. In breve, è possibile che al lieve aumento della povertà non si accompagni un aumento della diseguaglianza, ma al contrario, un lieve miglioramento degli indicatori di eguaglianza e diseguaglianza. I dati confermano questa congettura. Secondo simulazioni Istat, nel 23 la povertà relativa avrebbe dovuto scendere dal 20 al 18,8%. Se tutti questi numeri dovessero rivelarsi veri, avremmo la conferma di un fatto ben noto. Povertà e diseguaglianza sono due fenomeni diversi, possono anche andare in direzioni opposte. Ma avremmo anche una sorpresa, conclude Ricolfi. La sorpresa è un governo di destra che, anziché aumentare il grado complessivo di diseguaglianza, sta timidamente iniziando a ridurlo.
Vi segnalo adesso rapidamente, prima di aprire la nostra rubrica con tempi.it col direttore Emanuele Boffi, Roberto Bertazzoni con i suoi elettrodomestici SMEG è stato un grande imprenditore, è morto a Parma. All'età di 82 anni, lo ricorda su Italia Oggi Domenico Cacopardo. Tutti conoscono la SMEG, elettrodomestici Guastalla, 2600 dipendenti, 900 milioni di euro. Mentre sulla questione dell'impresa, Tempi appunto, che abbiamo appena citato, si sofferma con Leone Grotti sulla questione di Taiwan. Oltre il terremoto, la Cina è pronta alla guerra anche per i microchip. Xi Jinping, presidente cinese, ha fatto capire a Biden di essere pronto a tutto anche per difendere lo sviluppo tecnologico cinese che gli Stati Uniti stanno cercando di soffocare. Per quanto concerne invece l'Europa, vi segnalo l'articolo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. L'Europa scopre il conto delle politiche green, ma possono anche farci più male. Da Banca Centrale Europea a Goldman Sachs, rapporti allarmanti, ma ancora troppo reticenti. Net Zero deprime le nostre imprese, è un regalo alla Cina, col bluff delle auto elettriche. Sulla questione dello Pfizer Gate, l'indagine europea su von der Leyen, Luca Volontè sulla Nuova Bussola Quotidiana. La notizia che la Procura europea sta indagando su Pfizer Gate ripropone il ruolo della Presidente uscente della Commissione. Ne parleremo poi più tardi, tra le altre cose, anche con Antonio Maria Rinaldi, dopo l'editoriale del direttore Giovanni Sallusti, intorno alle 9.35, 9.40, in collegamento appunto con l'eurodeputato leghista Antonio Maria Rinaldi. Incautamente von der Leyen è candidata dal Partito Popolare Europeo alla guida anche della prossima Commissione europea. C'è sotto l'indagine sui 20 miliardi di euro del contratto con la Pfizer. Mentre nuove rivelazioni promette un testimone eccellente, Frederick Baldan, sul Pfizer Gate. È l'uomo che ha denunciato Ursula von der Leyen e ha fatto scoppiare lo scandalo. In uscita un libro del signor Frederick Baldan, belga, in cui ci sarebbero nuove rivelazioni. C'è anche la storia del Qatar Gate. Qui vi segnalo Arte TV, una TV franco-tedesca, Arte, gratuita sostanzialmente, che è molto interessante. C'è anche una puntata di 1 ora e mezza sul Qatar Gate. Nel dicembre 22 appunto scoppiò il caso e adesso com'è andata a finire? Sul Giornale invece abbiamo 2 pagine di dibattito sull'Europa con Luigi Einaudi, recuperato. Il sovranismo assoluto è nemico della comunità, è un dogma che si è insinuato in molti paesi e ancora oggi preoccupa gli eredi dei fondatori, scriveva anzi Luigi Einaudi, e ripropone oggi il Giornale. E l'altra pagina invece è dedicata a un altro grande europeo, Charles de Gaulle, francese. Serve un'unione politica e non solo economica, pensava de Gaulle. Il vecchio continente è vivo grazie agli singoli stati, ma solo insieme diversi popoli sono una forza. Erano belle idee, poi è venuta fuori la roba che abbiamo sotto gli occhi adesso in tema di Unione Europea. Vi segnalo anche su Lettera 43, poi andiamo un attimo in pausa, il boom di Xiaomi cinese che ha cambiato business dagli smartphone alle auto elettriche. Il colosso cinese Xiaomi, terzo produttore di cellulari nel mondo, ha presentato la sua prima auto, Speed Ultra 7, facendo il botto in termini di vendite e capitalizzazione in borsa, grazie anche al prezzo competitivo rispetto alla concorrenza Tesla e Porsche, 64.000 euro. L'ennesima intuizione del Chief Executive Officer di Xiaomi, Lei Yun, dopo aver capito che il mercato dei telefonini è saturo. Mentre su Avvenire c'è un bell'articolo di Roberto Righetto, nella pagina culturale Agorà. C'era una volta Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, ed è ancora al suo posto. A 100 anni dalla morte del padre dell'Unione Sovietica, il suo mausoleo campeggia ancora nel cuore di Mosca, col beneplacito di Putin. Ne indaga le ragioni Antonella Salomoni in un libro edito da Il Mulino intitolato Lenin a pezzi, le ragioni sulla base dell'idea di potere di grande Russia che oggi pervade il Cremlino. Chiudiamo con Don Gino Rigoldi, c'è una sua bella intervista su Repubblica oggi, storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano che lascia dopo 50 anni. Ho aiutato migliaia di giovani, serve amicizia più che repressione. Con Giovanotti ho aperto un centro sociale, il Cardinal Martini venne a vedere quel che facevo. Non gli chiedevo mai il permesso, mi disse di andare avanti così. Ho conosciuto in prigione Erika e Omar, il caso di Novi Ligure, e anche il padre della ragazza mi disse che aveva perdonato. Con questo chiudiamo la rassegna stampa.
Andiamo un attimo in musica anche. 4 aprile 1752 Niccolò Antonio Zingarelli, compositore italiano, nasce a Napoli. Pubblicò anche una sinfonia milanese in re minore. Adesso ascoltiamo l'Allegro.